Buongiorno a tutti. Allora, presenti in presenza e a distanza da parte del laboratorio di redattologia e traduttologia. Do il benvenuto a Valentina Di Michele, fondatrice dell'Officina Microtesti e madrina dell'UX Writing in Italia. Due parole allora sull'UX Writing, su cui naturalmente lascerò la parola a Valentina. Si tratta di una disciplina a cavallo allora tra la scrittura chiara e il design dell'informazione, che ha come obiettivo quello di correggere, di evitare le difficoltà Mh-mh. di utilizzo da parte dell'utente nell'utilizzo per esempio di software, quindi cellulare, tablet, computer. E quindi ci è sembrata una disciplina assolutamente pertinente per gli studi di redattologia, che ricordo è una disciplina recente che si occupa della scrittura, quindi in generale dell'utilizzo della scrittura, scrittura professionale, scrittura chiara. Quindi su questa gemmazione allora tra redattologia e traduttologia intendiamo lavorare, è lo scopo del nostro laboratorio, per rispondere a queste nuove sfide professionali, scientifiche anche, che ci vengono poste in questi anni. E su questo lascio volentieri la parola a Valentina. Beh, buongiorno, grazie dell'invito, sono incredibilmente felice di essere qui. Oggi, come anticipava la professoressa Vecchiato, parleremo di quell'intersezione che c'è fra contenuto, fra scrittura e prodotto digitale, in particolare sito web, app, tutto quello, anche software, tutto quello che richiede questo nuovo tipo di interazione attraverso i contenuti. Vi anticipo già una domanda che sicuramente uscirà, perché immagino che sia un tema. Ma se il mondo del prodotto digitale è americano, noi che facciamo lingua francese, cosa ci facciamo? Questa è un po' una domanda. Allora vi racconto una cosa incredibile. Sapete qual è il polo europeo più avanzato per la creazione di nuove start-up e quindi di prodotto digitale? Secondo voi qual è? A questo punto sarà in Francia. Io dico Lione, dai, boh. No, è Parigi, è Ah, Parigi, male, è male, era troppo Parigi, facile. incredibile, incredibile. La maggior parte delle start-up europee chiamate unicorni, cioè quelle che hanno avuto successo, finanziamenti milionari, sono nate a Parigi. Ve ne farò vedere alcune, ve ne mostrerò alcune, Doctolib, Conto, ma ne sono tantissime, Widiba, sono tantissime società che sono nate, piccole start-up che sono nate a Parigi e che, nate in lingua francese, sono diventate poi dei prodotti di grandissimo successo. Allora io vado in condivisione di alcune slide che vi ho preparato, perché oggi vi chiederò anche di interagire, di provare a fare degli esercizi insieme a me, che saranno un po' più tecnici, invece un po' più divertenti, quindi li mischieremo un po', per capire in che modo le vostre competenze possono entrare in questa disciplina. E ve lo anticipo non perché siamo qui, ma perché è un dato, come dire, di fatto e reale. La maggior parte delle persone che fa UX Writing arriva dalla traduzione, perché ha la conoscenza di registri linguistici diversi. E questa capacità di passare da un sistema a un altro è quello che poi è la chiave di volta dell'entrare in una disciplina che unisce linguaggi diversi. Allora, io vado in condivisione. Mentre si carica, vi racconto che questa sono io, sono madrina di questa disciplina, UX Content o UX Writing, a volte si chiama anche Content Design, i nomi cambiano continuamente. Mi occupo di esperienze di contenuto, cioè con la mia società che si chiama Officina Microtesti, mi occupo proprio di lavorare con le grandi aziende tecnologiche, ma non solo, con le banche, con le start-up, davvero lavoro con tantissime aziende grandissime, grandi ma anche piccole, e mi occupo di supervisionare questo processo di creazione del contenuto, che non è il copywriting tradizionale, cioè la scrittura di un testo per i social media o di un testo di una pubblicità, ma è proprio una scrittura che ha la funzione di accompagnare le persone che navigano e di non farle perdere durante la navigazione. Ovviamente faccio tantissime cose, sono anche docente in università, accademie di belle arti, masterclass di UX Writing,
Ho anche creato un festival dedicato al linguaggio chiaro, inclusivo e accessibile che si chiama Di Parola Festival. In ultimo, ho fondato una community che trovate su Facebook, lo so, è un po' da boomer, come si dice, però è molto utilizzato Facebook, quindi siamo lì, si chiama Content Design, Microcopy e Writing Italia. Ho anche scritto dei libri, in particolare uno che si chiama Emotion Driven Design, che è proprio su quello di cui parleremo oggi, e poi un libro dedicato alla scrittura inclusiva e accessibile, che rientrerà, e lo vedrete, nel nostro tema. Allora, oggi facciamo una serie di cose, cominciamo subito. Che cos'è lo UX Writing? Voglio farvelo vedere da qui. Allora, dovreste vedere il mio schermo con Doctolib, lo vedete? Ok, se non lo vedete, ora lo vedete. Che cos'è Doctolib? Doctolib è una piattaforma in cui è possibile prendere degli appuntamenti con dei medici. Quindi se non passo attraverso la sanità pubblica per qualsiasi tipo di problema, posso utilizzare questa piattaforma. Perché ci interessa? Perché Doctolib è nata in Francia. È una piattaforma di e-health, quindi di medicina telematica, che passa attraverso una piattaforma, una startup che l'ha creata. Tutti i copy che vedete, cerchi un appuntamento dall'otorino, dal traumatologo, oppure questo all'interno di questo campo che si chiama placeholder o segnaposto, ma anche questo, ma anche questo, ma anche questo, ma anche l'accedi e tutto quello che è in questa pagina è il risultato, il frutto di questa disciplina e di questa metodologia che si chiama UX Writing. Perché? Cioè, vabbè, non li può scrivere chiunque questi testi. Sì, ma anche no, perché creare questi testi richiede 3 fondamentali competenze. 1, la conoscenza della lingua, ovviamente, è la base, no? Se dobbiamo scrivere dobbiamo conoscere molto bene la lingua perché abbiamo bisogno di creare un certo stile, chiamato il tono di voce, di dare un certo taglio, di stare in pochi caratteri, perché il motivo per cui si chiamano microcopie o microtesti è dato dal fatto che sono un numero limitato di caratteri. Quindi già qui c'è una richiesta di una conoscenza specifica linguistica, quindi avere anche la capacità di trovare sinonimi, di trovare alternative. Poi c'è una conoscenza di design, perché ovviamente io devo sapere in quale punto si trova l'utente. Vi faccio un esempio. Io sono arrivata qui sull'home page e sto navigando, però se voglio prendere un appuntamento, per esempio qui posso scrivere che appuntamento, Otorino, cerco un Otorino, dove lo cerco? Ok, vedete? Immediatamente si apre un menu che mi anticipa delle informazioni. Questa cosa qui la possiamo creare soltanto se riusciamo con le nostre conoscenze a immaginare che cos'è che succederà dopo, perché questo tipo di scrittura è una scrittura dinamica, perché prevede un prima, cioè che cosa ho fatto prima di arrivare qui, e prevede un dopo, che cosa succederà nel momento in cui io interagisco con l'interfaccia, quindi con la schermata, e poi troverò un risultato che mi porta da un'altra parte. Quindi otorinolaringoiatra, inserisco Udine, ok? Vedete? Eccolo qui. Bene, cerca. Cosa succede ora? Che da questa ricerca, che adesso magicamente, se ci riusciamo, apparirà, io andrò progressivamente verso un risultato. Eccolo qua. Cosa c'è? Una scheda che è pensata, progettata a livello di contenuto per darmi immediatamente un'idea, un'immagine di quello che sta per accadere. Quindi io non ho soltanto un'idea di dove potrò fare la visita, ma anche di quando potrò fare la visita, quando ci sono le disponibilità e in ultimo, cosa fondamentale, l'azione che posso fare, cioè prenotare la visita. Quindi lo UX Writing è un sistema che ci fa progettare il dove, il come, il quando, in tutti i momenti della nostra navigazione, cioè in quello che viene chiamato
il viaggio dell'utente o lo user journey. I termini sono in inglese, ma valgono in tutto il mondo. Quindi, all'interno di questo viaggio che noi facciamo, di questo attraversamento, che voi fate regolarmente, tutti i giorni, in tutta la vostra vita di navigazione digitale, perché sia che navighiate un'app, sia che navighiate Amazon, voi effettuate continuamente questo viaggio dell'utente, che nasce nel momento in cui incontrate su un social, per strada, perché ve lo dice qualcuno che conoscete o perché lo trovate su Google, uno stimolo che vi dice: "Okay, vado a cercare questa cosa, questo prodotto, questo servizio, vado a informarmi", arrivo sul sito e da lì nasce una navigazione. Da qui ovviamente prenoteremo un appuntamento, oppure vedremo la mappa, oppure vedremo anche chi è il medico, perché se ci fate caso qui sotto ci sono una serie di medici, di dottoresse in realtà soprattutto, e potremo vedere la scheda. In alto avremo anche una schermata in cui possiamo anche cercare come pagare. Per esempio, io voglio pagare solo in contanti o solo con carta di credito o solo con bonifico, per esempio. Il fatto di avere tutti questi contenuti dipende da un processo di progettazione articolato, complesso, che è basato proprio su delle regole che si imparano, che si studiano, quindi si possono fare assolutamente e senza particolari conoscenze pregresse, si studia tutto, per fortuna, come dire, non siamo al pronto soccorso, quindi possiamo imparare tantissime cose senza problemi, non è particolarmente difficile, richiede un po' di attenzione. Ma manca però un elemento, perché abbiamo citato la conoscenza della lingua, abbiamo citato il design, cioè la progettazione, ne manca uno. Quello che manca è la psicologia di queste persone, cioè dell'utente. Anche questo si studia, chiaramente non ci è richiesto di aver fatto un percorso di psicologia o di neuroscienze, sono delle piccole informazioni, dei piccoli elementi che noi possiamo studiare. Molte persone le imparano sul campo, quindi per esempio ci sono persone che hanno iniziato a lavorare in tutt'altro settore e poi sono arrivate sul tema dello UX writing e hanno imparato a capire come ragionano le persone, come ragionano gli utenti. Che cosa dobbiamo sapere allora? Per esempio, cosa dobbiamo ricordare quando siamo su un sito come questo, che è un sito dove noi prenotiamo le visite? Beh, la prima cosa da ricordare è che la medicina, la salute, insieme al denaro e insieme ai malfunzionamenti tecnologici, sono i 3 temi più ansiogeni che ci sono nel nostro mondo di esseri umani. Quindi, quando una persona sta cercando una visita e dobbiamo mettere in conto che lo stia facendo perché si sente molto agitata, questo sistema Doctolib permette anche di prendere delle visite online, quindi di vedere uno specialista o una specialista nel momento in cui non ci sono disponibilità, magari nel sistema sanitario nazionale, e si ha fretta. Allora che succede? Una persona che ha fretta, per un motivo reale o per un motivo che dipende da una sua ansia, è comunque in ansia. E allora i contenuti, proprio perché noi parliamo a delle persone che vivono un'emozione molto forte, devono essere progettati, pensati per rispettare questa esigenza specifica che ha la persona che legge. Una persona molto in ansia tende a non avere una lucidità completa, perché ovviamente l'emozione dell'ansia è impattante su tutto il resto, sull'attenzione, sulla percezione, sulla memoria. Quindi una persona molto in ansia ha più difficoltà a mettere a fuoco, proprio a livello visivo. Guardiamolo come è fatto, come è progettato. È molto chiaro, vedete è molto bianco, ci sono molte spaziature, non ho la sensazione di affollamento. I testi sono perfettamente comprensibili, non c'è nulla che mi faccia dubitare della mia capacità di riuscire a prendere un appuntamento. È scontato? No, non lo è, perché a volte è molto difficile riuscire a capire che cos'è che le persone trovano veramente chiaro. Si fa con un processo di test, quindi scriviamo dei copy, poi facciamo dei test e scopriamo se le persone effettivamente hanno capito quello che leggono, perché a volte le persone
comprendono il registro linguistico, ma non riescono a fare la traduzione nella loro mente. Per questo vi dicevo, voi siete delle persone specializzate in registri linguistici, per questo avete una maggiore predisposizione. Quindi lo UX Writing è l'insieme, l'intersezione di più discipline, che però ha un grandissimo vantaggio anche pratico, quindi non soltanto aiutiamo le persone a navigare meglio e a velocizzare le prenotazioni. È un'attività però molto ricercata e molto richiesta perché migliora, aumenta il fatturato, detto proprio volgarmente, perché più persone riescono a iscriversi, più persone riescono ad acquistare, pensiamo ad Amazon. Quindi è un'attività che è sempre più presente nella vita professionale delle persone, nelle aziende, ma è soprattutto qualcosa che, data la sua specificità, ha anche uno stipendio più alto di altre figure professionali che sono legate al mondo della scrittura. A volte è un tipo di richiesta che viene fatta anche su chi fa traduzione nello specifico. Per esempio, non è detto che questi contenuti siano nativamente in italiano o in francese o in inglese. Magari la lingua nativa è tutt'altra. Vi farò vedere poi degli esempi di un startup con cui abbiamo lavorato da poco, una startup molto grande che si chiama Wallapop. Forse l'avete intravista perché c'è Vinted, il competitor spagnolo si chiama Wallapop. La caratteristica di Wallapop è che è nato sulla lingua spagnola, in realtà sulla lingua catalana. Quindi immaginate proprio che salto. Oggi è tradotta in 15 lingue. Allora, cosa si fa? Si riproducono nuovamente tutti quanti i copy in ogni lingua? No, si fa la localizzazione. Ma la localizzazione richiede non soltanto delle competenze linguistiche, anche qui insomma ce le avrete, ma anche tutta una serie di competenze di UX Writing che permettono di avere questa lista, perché spesso chi fa localizzazione non ha l'interfaccia, ha una lunghissima lista di copy da tradurre, da localizzare, quindi da adattare anche al modo di pensare delle persone, a come parliamo e tutto il resto. Quindi, per tornare proprio a noi, chi fa traduzione oggi e si occupa, nasce come studi in una lingua straniera, molto probabilmente incrocerà lo UX Writing e lo farà con successo, perché è probabilmente uno dei nuovi campi, oltre a tutti quelli che vorrete aggiungere ovviamente, però è uno dei nuovi campi di applicazione di quello che state facendo. Allora io torno alla mia presentazione perché torno a condividere perché vi voglio far vedere degli esempi e poi cominciamo con degli esercizi perché mi piacerebbe che li facessimo insieme, quindi vi darò un po' di tempo per fare degli esercizi e poi vedremo com'è andata. Ovviamente se avete domande nel frattempo tenetele perché fra pochissimo vi darò uno spazio per fare un po' di domande. Ok, allora, che cos'è lo UX Writing? Io qui ho fatto proprio un esempio pratico. Vi sarà capitato di arrivare a casa, soprattutto se studiate magari fuori sede o vivete già in una vostra casa, di arrivare a casa e non avere assolutamente niente in frigo. Quante volte succede? Avete fatto tardi nello studio o nel lavoro, capita di ordinare la cena su un'app di consegna a domicilio. Noi facciamo un'esperienza chiamata la user experience. Che cos'è questa esperienza? Siamo stanche, siamo tornati a casa, abbiamo molta fame, quindi veramente mangeremmo un elefante se arrivasse subito. Cerchiamo di ottimizzare i tempi. Cerchiamo velocemente un ristorante, del cibo, quello che vogliamo e inseriamo dei dati, inseriamo un indirizzo di spedizione, di consegna e chiudiamo. La nostra user experience è tutto quello che abbiamo vissuto come esseri umani, perché riguarda, quando noi parliamo di experience o esperienza, parliamo di come noi abbiamo vissuto a livello cognitivo, a livello emotivo, questa esperienza che abbiamo fatto sul digitale. Tutto è esperienza, ovviamente. Questa è un'esperienza digitale. È stato facile trovare quello che cercavamo? È stato facile farci un'idea di che tipo di cibo avremmo ottenuto? È stato facile pagare? Oppure ci sono stati degli inceppi, ci siamo inceppati più volte? La carta di credito per qualche motivo non andava, allora abbiamo dovuto cambiare.
ci chiedeva un codice che non avevamo, siamo rimasti a un certo punto, si è disconnesso tutto e mi chiedeva una password, io la password non ce l'ho più, ho fame. Tutto questo concorre a creare una buona o una cattiva esperienza. Come persone tendiamo a valutare una buona esperienza quello che non ci fa perdere tempo, che ci fa sprecare meno energie cognitive possibili, quindi velocemente otteniamo un risultato. Tutto questo che è prima dell'arrivo della cena a casa, perché la cena arriverà dopo, tutto quello che avviene prima è un'esperienza digitale. Quindi non ci basta che ci siano delle belle icone, che sia bella, deve anche funzionare bene, deve essere veloce. Quello che noi chiamiamo, allora vi do proprio 2 informazioni su cosa significa questa parola UX o UX, sta per User Experience. User parla di tutti noi perché siamo tutti utenti, nel senso che usiamo qualcosa. In questo caso siamo un sito, un'app, un telefono, una stampante, una lampada anche, ma anche una tazza da tè ha una sua user experience. Se la tazza da tè è progettata male, mi rovescio addosso il tè. Quindi tutto quello che riguarda la nostra esperienza di utenti fa parte di questo mondo. In questo caso è digitale. Quindi è una metodologia che ci permette di creare un'esperienza piacevole, di risparmiare lo sforzo cognitivo, quindi di ridurlo, di non vivere o di ridurre le emozioni negative, per esempio la frustrazione di non riuscire a fare qualcosa, e attraverso una serie di informazioni, di, dati di ricerca che nascono da degli studi prima e dopo. Ora vediamo proprio se volessimo creare il metodo, volessimo vedere come funziona il metodo, sarebbe questo schemone qui. Dobbiamo creare o lavorare a un sito o un'app. Questo sito o un'app hanno un target, cioè un tipo di pubblico, hanno degli obiettivi di business, cioè perché lo faccio, che cosa voglio guadagnare. Ha un tono di voce, quindi come parla il prodotto digitale, che personalità ha. C'è un contesto, ci sono dei requisiti tecnici. Poi c'è una ricerca, cioè dobbiamo andare a capire se sul mercato effettivamente ci sono altre app simili alla mia, cosa ne pensano i potenziali utenti. E poi c'è proprio una fase di progettazione che va dalla progettazione o design del contenuto fino al microcopy. In tutta questa fase, quindi diciamo veramente da un pezzetto di questa fase iniziale, dal tono di voce e tutte queste informazioni, fino al microcopy, ci sarete anche voi, ci siamo noi, cioè ci siamo noi che ci occupiamo del contenuto. Ora vi faccio vedere degli esempi proprio di microcopy che hanno un tono di voce, un modo di essere creati. Questo è famosissimo, è semplicemente lo spot di Spotify Premium. Le parole sono misurate perché noi quando scriviamo nello UX Writing abbiamo un numero di caratteri definito. Quando si scrive per pochi caratteri è molto complicata perché noi dobbiamo dire tantissime cose, ma dobbiamo però stare in un certo numero di caratteri. Quindi dobbiamo dire che in questo momento c'è una promozione, per esempio su Spotify, oppure che Spotify Premium, quindi la versione a pagamento, è migliore e che se io colgo l'occasione è un grande vantaggio per me. Oppure, e devo dire anche che c'è un'occasione per cui io posso utilizzare 3 mesi gratis, che tutto questo vale ora. La sintesi, cioè questo percorso che ha portato a creare questo copy breve che dice approfitta di 3 mesi premium gratis, sarà stato figlio di tantissime revisioni, discussioni. Trovare la parola giusta è un percorso. Voi vi occupate anche di traduzione, quindi lo sapete. La parola giusta non è immediatamente lì che ci aspetta. La parola giusta richiede anche esperienza, sensibilità, capacità di leggere il contesto, capacità di leggere nelle aspettative di quel testo o delle persone che vogliono utilizzarlo. Quindi è frutto di tanto lavoro. Subito sotto cosa dice?
mi dà delle spiegazioni in più, quindi scrivere un messaggio del genere che è composto da un titolo, cioè approfitta di 3 mesi di premium gratis, un sottotitolo, goditi musica senza pubblicità, riproduzione in modalità offline e molto altro ancora, annulla quando vuoi, e poi una call to action, approfitta di 3 mesi gratis, ha una serie di regole di scrittura. Un titolo, per esempio, deve essere qualcosa che mi colpisce, che mi mostra immediatamente un vantaggio che io ho. Un sottotitolo è pensato per fare in modo che io abbia più informazioni che non sono contenute nel titolo, perché altrimenti come faccio a decidere? Non ho sufficienti informazioni che mi permettono di prendere una decisione. Quindi mi dice una serie di cose che bloccano l'ansia. Allora, guardate un attimo il sottotitolo, ve lo rileggo. Goditi musica senza pubblicità, riproduzione in modalità offline e molto altro ancora. Annulla quando vuoi. In questo testo c'è un piccolo elemento anti-ansia che serve proprio a abbassare le nostre difese e a evitare che noi facciamo troppe domande e quindi queste domande ci bloccano dal cliccare. Si chiamano frizioni. Secondo voi qual è questo testo? Ditemelo voi. Annulla quando vuoi. Bravissima, annulla quando vuoi. Perché annulla quando vuoi? Quale può essere una preoccupazione di una persona che vuole fare Spotify per 3 mesi? Cosa succede se io poi rimango bloccata? Do i miei dati e quindi sarà impossibile uscirne. Io verrò trascinata in un vortice di pagamenti e la mia vita sarà finita nel pagamento. E se io mi stancassi domani, se scoprissi che non mi piace, annulla quando vuoi. Potrei dirlo in un altro punto, ma lo dico qui, perché qui dove la persona prende la decisione io la prendo tra il titolo e il sottotitolo, perché poi c'è una call to action immediata, quindi ora devo decidere. Qui questo testo mi sta dando quell'informazione fondamentale, probabilmente più fondamentale delle altre, per poter decidere. La call to action cosa fa? Replica il vantaggio che c'era nel titolo. Lo fa per evitare la dissonanza cognitiva, cioè a livello cognitivo, di pensieri, di logica, quello che mi dice è ti sto ribadendo quello che hai appena letto. Quindi, lettore o lettrice che con distrazione fai le cose e non segui il testo, questo modo di scrivere ti renderà più facile fare un'azione, perché tu sentirai un testo che magari cogli distrattamente, ma poi questa promessa viene ribadita nella call to action. Ok, perfetto, chiaro, è uno scivolo. C'è qui un'informazione, ce ne sono altre che placano l'ansia e di nuovo la stessa informazione. Tac, mi sono registrata. Questa struttura è una struttura di UX Writing, pensata proprio per fare in modo che noi scivoliamo in questo progetto e quindi acquistiamo. Questo per esempio è una cosa che se avete o un qualunque sistema di ricarica, è un modo, è UX Writing, tra l'altro fatto anche con un tono di voce simpatico, carino. Simpatico non vuol dire che fa ridere, ma gradevole. Ho ricaricato. Si gioca con il nome, che è HO, quindi nella lingua italiana è ho ricaricato. È un gioco di parole chiarissimo, cioè non ho bisogno a un pubblico grande, più è grande il pubblico a cui mi rivolgo, più il testo deve essere chiarissimo, perché in un pubblico grande posso trovare una persona con una disabilità cognitiva, una persona di età alta o di età bassa che quindi non coglie i riferimenti, una persona che appartiene a una cultura straniera o non nativa italiana o non nativa di quello che io ritengo essere un riferimento culturale o sociale comune a tutte le persone. Quindi chiarissimo, incredibilmente comprensibile, ho ricaricato. Abbassamento dell'ansia. Hai pagato ora, non ti preoccupare, è andato tutto bene. Fra poco ritroverai la tua carica, avrai i tuoi soldi, saranno arrivati all'interno del telefono. Allora, vi faccio vedere però una cosina, perché come vi dicevo, lo UX Writing nasce a volte
in altre lingue. Per esempio, nel caso di Wallapop, che vi porto proprio degli esempi perché ci abbiamo lavorato, nasce in lingua spagnola, anzi in lingua catalana. Il catalano, lo sapete, arriva, adesso non voglio dire una cosa per cui magari Sara mi dice, stai dicendo una sciocchezza, però mi sembra, mettiamola così, che nasca dalle lingue OC, quindi sia dal provenzale, quindi, sì, dal provenzale. Quindi è una lingua che ha una radice leggermente diversa, per esempio, dall'italiano. Ora, il catalano, come lo spagnolo in modo diverso, ha un uso un po' particolare delle forme. Quindi, per esempio, tende a usare tantissimo gli infiniti, quindi l'infinito si usa veramente a pioggia. Allora, comprare e vendere su Wallapop. In italiano non lo diremmo mai. Comprare e vendere su Wallapop come titolo è assolutamente inefficace, perché è un'azione indefinita, è un'azione che non ha un inizio e una fine. Noi tendiamo a utilizzare in questi casi l'imperativo, quindi compra e vendi su Wallapop. E già qui c'è un problema di localizzazione, cioè la persona che ha localizzato questo testo dallo spagnolo all'italiano, ok, bene, andiamo avanti. Ottenete i prezzi migliori e guadagnate con ciò che non utilizzate. Ai ai. Perché si usa questa forma stranissima? Perché in spagnolo funziona. In spagnolo questa combinazione di infinito e seconda plurale funziona. Per qualche motivo funziona. Quello che invece non funziona poi è che le call to action sono invece alla seconda singolare, quindi continua. Allora abbiamo un infinito, una seconda plurale, una seconda singolare. Manca la terza singolare e abbiamo fatto tutto, abbiamo completato. Che cosa succede? Allora, c'è un livello consapevole e uno inconsapevole. A livello consapevole mi accorgo che qualcosa non funziona. Quando un titolo non mi dà una direzione, quindi non mi dice l'azione che devo fare, non la faccio. Il titolo ha proprio questa funzione nel digitale. È una freccia, mi dice fai questa azione. È azionabile. Quindi, siccome l'infinito in italiano non è azionabile perché comprare e vendere io mi aspetto che ci sia una reggente, quindi comprare e vendere è cosa devo fare. Questo mix, questo è a livello non consapevole. A livello consapevole, cioè di quello che vedo, io quello che vedo, che impressione mi dà? Che ci sia una traduzione automatica. E quindi sciatteria. Traduzione automatica, di solito sciatteria. Cioè non hanno neanche voluto spendere qualche soldo, qualcosa, per creare una bella traduzione. Ma allora se non hai speso qualcosa per fare questo, io ti leggo come spam. Vi sarà capitato di ricevere delle mail sgrammaticatissime, che sono di solito quelle di spam. Allora, se io leggo una cosa del genere e non conosco Wallapop, l'impressione che ne ho è che non mi devo fidare, perché sicuramente non è un posto sicuro, e dato che la sicurezza digitale è uno dei tanti problemi che creano ansia, c'è una minore accesso delle persone rispetto per esempio al competitor Vinted. Quindi Vinted in Italia piace di più. Perché si è chiesta Wallapop quando ci ha contattato? Vendono di più? La nostra risposta, che è stata un po' brusca e un po' dura, però va detto, è i loro copy sono migliori dei vostri, o meglio, la loro localizzazione in lingua italiana è migliore della vostra, perché non hanno preso un traduttore automatico, ma hanno preso delle persone. Quindi questo è un po' il tema. Ok, ve ne faccio vedere un altro, perché è molto simpatico proprio per darvi un'idea di che cos'è lo UX Writing, così poi facciamo un bel esercizio. Allora, mi si chiude l'app di Wallapop per qualsiasi motivo, succede, no? Io chiudo l'app e poi rientro. Appare questo messaggio un po' assurdo che dice: te ne sei dimenticato. A un utente registrato non sarebbe mai successo. Registrati. Aiuto. Cosa succede? Perché? Uno, perché mi colpevolizzi? Cioè, ce l'hai con me? Cioè, è colpa mia? No, non si colpevolizza mai una persona. Se io voglio che le persone usino il mio prodotto digitale, insomma, un po' anche di gentilezza,
se ce lo dicessero in una situazione di vita, cosa penseremmo? Mazza, passiva-aggressiva questa persona, ci ha un po' detto delle cose molto brutte. Ok, volevano essere simpatici, non è. Anche non inclusivo, se considerate che tra l'altro il 70% del pubblico è femminile, via, perché mai metterlo al maschile quando c'è un pubblico così ampio? Almeno fate un piccolo sforzo di metterlo in una forma che aggiri i maschili e i femminili. E poi, anche qui, che cosa succede? Mi dà l'icona la sensazione che c'è un problema di sicurezza di credenziali, ma io sono già registrata in realtà, quindi è un errore dell'app, ma perché appare? Perché mi devo registrare se sono già registrata? Quindi con lo UX Writing noi facciamo tutto questo, tutto quello che avete visto. Lavoriamo sul tono di voce, lavoriamo sulle forme, lavoriamo sulle parole, lavoriamo sul progettare dove deve apparire un contenuto. Lavoriamo sulla chiarezza, perché il nostro obiettivo è fare in modo che le persone navighino trovando quello che cercano, con del copy che le assiste, sta loro vicino, che empatizza con la loro esperienza, che non li accusa mai. Ora, io vorrei fare un esercizietto, perché lo vorrei fare insieme a voi. Allora, questo è un esercizio tratto da una storia vera, tutto vero. Ve lo spiego e poi vi do qualche minuto per provare a venire a capo di questo rompicapo. Allora, questa cosa qui, così come la vedete, cioè con questa sua mostruosità, appariva alle persone che lavorano alle poste quando dopo un certo periodo le loro credenziali non erano più registrate sul computer. Vi spiego come succede. Le persone che lavorano alle poste o in banca hanno ovviamente accesso a un sistema che permette loro di fare tutte le operazioni, quindi di farci fare dei bonifici o dei versamenti. La mattina appena arrivate in ufficio accedono con le loro credenziali e il sistema permetterà poi di fare delle cose. Purtroppo il sistema prevede, proprio perché è stato progettato così, che dopo un certo numero di giorni bisogna cambiare la password per motivi di sicurezza. Se una persona va in ferie per 15 giorni, la password scade. Ora, è probabile che io me lo ricordi che dopo un certo numero di giorni la password scade, però potrebbe anche essere che io sono stata in ferie, ho staccato, sono tornata la mattina, cosa che avveniva spessissimo, quindi io arrivo la mattina 8 meno 10, alle 8 apriamo lo sportello, fuori c'è la fila di persone che devono prendere la pensione, quindi immaginate il male, c'è una fila di persone fuori. Provo ad accedere al sistema e non riesco ad accedere perché la mia password non viene riconosciuta. Allora clicco su pulsante di password dimenticata e arrivo su questo coso che è fatto così. Ha un lucchetto, poi c'è un copy che dice password dimenticata, poi c'è scritto inserisci il tuo indirizzo email e riceverai una mail con una nuova password generata casualmente. Email utente, e poi il capolavoro assoluto che è stato il motivo per cui siamo stati chiamati a intervenire su questa interfaccia, perché non ve lo racconto, anzi ve lo racconto poi quello che generava. Cosa succede? Questo pallocco rosso che vedete altro non è che un cursore che per qualche motivo fa il tergicristallo, quindi si sposta da un punto all'altro. Sotto questo coso rosso che io ho catturato nel momento del passaggio c'è il numero 1, quindi c'è 1 più 2 più 8. Il motivo per cui passa da un posto all'altro non lo sappiamo. Probabilmente chi l'ha sviluppato voleva aggiungere un maggiore livello di sicurezza ed evitare che un bot lo leggesse. Quindi c'è 1 più 2 più 8. E poi c'è un campo. Richiedi password, ritorna al pannello di amministrazione. Allora, cosa succede? La maggior parte delle persone scriveva nel campo accanto 1 più 2 più 8, perché nessun segno di interpunzione, nessun simbolo mi dice che cosa io devo fare. Quindi devo fare una somma? Devo copiare esattamente com'è? Dato che la maggior parte delle volte le persone non riuscivano a capire, a volte pensavano se il numero è coperto probabilmente non devo mettere 1 più, ma devo mettere solo più 2 più 8, oppure solo 2 più 8. Quindi
a volte era nascosto l'8, quindi era 1 più 2. Morale della favola, il sistema dava errore e le persone non riuscivano a procedere. Non c'è nessun pulsante che chiede aiuto, che permette di aiutarti, quindi puoi tornare soltanto nel pannello di amministrazione. Si genera un loop. Ora immaginate che fuori c'è la folla inferocita di persone che devono prendere la 13ª di Natale, quindi poi immaginate persone di età alta, quindi insomma persone che sono poco digitali. Io non riesco a accedere al sistema. Panico. Adesso vi do 10 minuti e vi chiedo di ragionare su tutti i copi che vedete, per cercare di fare in modo di capire dove possiamo intervenire, come possiamo riscrivere tutto quello che riterrete opportuno per aiutare questa povera impiegata della Poste a evitare di avere un attacco d'ansia o peggio un attacco di panico. Quindi vi do 10 minuti e fra 10 minuti, o tanto mi vedete qui, fra 10 minuti vediamo cosa avete scritto. Quindi io vado ancora un pochino avanti, facciamo insieme un altro esercizio e poi vi lascio spazio per le domande. Allora, eccoci qua. Esercizietto. Abbiamo detto, lo UX Writing è un racconto e in un racconto noi dobbiamo scegliere le parole con cura, è il lavoro che fate, no? Noi scegliamo le parole con cura, le progettiamo, non è soltanto una ricerca sul vocabolario, è proprio un lavoro importante perché è un lavoro sul significato, sul senso, sul contesto, sulla persona che la leggerà, sulla persona che la scrive. Siccome è anche un racconto e tutti gli elementi creano un flusso di informazioni, il nostro lavoro è lavorare, creare un testo che sia breve, che sia chiaro e che soprattutto sia efficace. Allora io vi chiedo, come vi descrivereste in poche righe? Ve lo faccio vedere. Allora, diciamo che io ho creato uno schemino con dei campi cancellati, dei campi che non si vedono. Quindi, se li vedete, ci sono ciao, sono nome, la mia missione è obiettivo, in maniera è in maniera, così che possa. Cosa vuol dire questa cosa qui mostruosa? Vuol dire che abbiamo uno schema che dobbiamo arricchire con le nostre parole. Vi anticipo subito che ci sono due difficoltà maggiori. Uno, riuscire a farci chiarezza su che cosa vogliamo scrivere. Cioè c'è un problema progettuale. Che cosa devo scrivere? Due, c'è un problema pratico. Le cose che io voglio scrivere, come faccio a scriverle in maniera sintetica, che però sia rispettosa del concetto, dell'idea che io avevo in testa? Allora io ho provato a farlo così. Ciao, sono Valentina, la mia missione è scrivere testi semplici ed efficaci che rispondano ai bisogni delle persone. Credo che le parole possano cambiare il mondo in cui viviamo in meglio. Quindi, qual è il cosicché? La mia missione è scrivere testi semplici ed efficaci che rispondono ai bisogni delle persone, cosicché le persone possano vivere meglio o trovare contenuti più facilmente. Che cosa facciamo? Quali sono dei consigli che io posso dare per tutte le persone che vogliono intraprendere questa carriera e cominciare a capire in che modo funziona lo UX Writing e a umanizzare molto di più la tecnologia e il digitale? Una tecnologia più umana ha bisogno di alcuni punti che sono dei punti che trasformano l'esperienza digitale in qualcosa che anche le persone che hanno minore attenzione, minore predisposizione per quello che è tech riescano a utilizzare il contenuto. Uno, che è la base, usare parole quotidiane e familiari. Ora, su questo voglio dirvi proprio due parole perché è un po' un grande tema di cui si parla. Quando si parla di chiarezza di linguaggio, quindi di semplificazione del linguaggio, ci sono sempre delle persone che si oppongono e che dicono così perdiamo la complessità. Il punto però è che noi non, con questo lavoro, che non è un lavoro di traduzione dal tecnichese di un romanzo ha la sua complessità e se vi troverete a tradurre un romanzo complesso,
lascerete intatta la complessità. Questo tipo di scrittura, di progettazione del contenuto serve a permettere di usare dei sistemi complessi. La complessità non si perde quando noi usiamo delle parole che facilitano l'uso, perché scegliamo parole molto precise, scegliamo delle parole che è vero che fanno parte della vita linguistica di un pubblico ampio, ma sono parole che non toccano ovviamente tutta quella sfera artistica, sociale della produzione del contenuto. Quindi è un tipo di lavoro che noi facciamo su dei testi utili, non dei testi artistici. Quindi il lavoro che facciamo è di traduzione da qualcosa che è disumano, che è tecnologico, quindi non nasce come persona, a qualcosa di incredibilmente umano che attiene alla nostra esperienza di vita. Trasmettere fiducia. Quando noi troviamo qualcosa che è facile da leggere, cioè che ci sembra immediatamente comprensibile, attiviamo un processo che a livello cognitivo si chiama la fluenza o fluidità cognitiva. Vuol dire che il nostro cervello, che cerca di fare il minor lavoro possibile, cioè cerca proprio come sua natura, come sua struttura, non come sua natura nel 2023, lo faceva anche nel 1500, è la natura del cervello. Cerca di fare delle operazioni ripetitive per evitare di stancarsi. Per esempio, quando guidate la macchina o quando fate delle operazioni rutinarie, potete fare più operazioni in contemporanea perché il cervello le esegue velocemente. Se invece dovete fare un'operazione più specifica, ascoltare me in questo momento, dovete focalizzarvi. Alla fine della lezione avrete una grandissima stanchezza perché avrete bruciato delle energie cognitive. Quindi il lavoro che noi facciamo è fare in modo che le persone abbiano la sensazione che deriva da una bassa, da un livello di, come dire, energetico quasi intatto, quindi da un minore consumo di energia cognitiva, di risorse cognitive, possano trovare quindi un contenuto che permette loro di scivolare, di andare velocemente. Questa percezione di velocità, di semplicità, si traduce di fatto nella sensazione che le cose siano facili da fare. Perché compriamo su Amazon nonostante delle reticenze legate a problemi di sostenibilità o di etica? Perché su Amazon le nostre energie mentali non vengono praticamente bruciate. È in un pulsante che riusciamo a fare tutto, velocissimamente. Quindi noi tendiamo a preferire tutto quello che è facile da fare, perché nella lettura anche del copy, nell'esperienza, abbiamo la percezione di non aver bruciato energia. Questo facciamo con il nostro copy. Quando le persone sembrano scivolare su un contenuto, hanno la percezione che l'emittente di questo contenuto, quindi l'azienda in questo caso, sia affidabile. Perché è tutto chiaro, un po' come il problema linguistico, l'email di spam è piena di errori. L'email scritta bene mi dà la sensazione, proprio un trasferimento delle qualità, che l'emittente sia una persona affidabile. Informare e offrire fatti. Lo UX writing, come vi dicevo, non è una scrittura artistica, ma è una scrittura fattuale, cioè che deve rimanere il più possibile legata all'esperienza che io sto facendo, legata al fatto. Quindi rimanere oggettivamente legati a quello che facciamo, crea il nuovo account, crea la nuova password, quindi rimanendo proprio legati a quell'azione, senza spostare la nostra attenzione, ma rimanendo aderenti alla realtà che vediamo sullo schermo e a quello che sta per accadere, è il nostro obiettivo. Noi lavoriamo su contenuti pratici, quindi più rispettiamo la descrizione di quello che c'è, più è facile lavorare. Ovviamente, questo probabilmente lo saprete già, quando noi dobbiamo raccontare questi fatti, cioè parlare di dati, eccetera, se lo facciamo in una struttura narrativa, funziona ancora meglio. Guida e orienta. Le parole sono dei segnali. Nella vita di tutti i giorni, quindi nella nostra esperienza di esseri umani, ci permettono di muoverci, di capirci, di come dire, ridurre le distanze che ci sono fra noi, fisiche e mentali. Questo vale anche tra noi e il risultato che vogliamo ottenere. Un testo che ci accompagna, che ci assiste, ci guida, cioè ci dice dove cliccare,
e ci orienta, ci fa capire dove ci troviamo. Orientarsi all'interno di un sito o di un'app vuol dire sapere sempre dove siamo, ma capire anche quale sarà la conseguenza dell'azione che ci viene chiesto di fare. Evitare le interpretazioni. Qui siamo ancora nel territorio della semantica. Noi non parliamo sempre la lingua delle persone che ci leggono. A volte trattiamo argomenti che le persone che ci leggeranno non conoscono. Tutto quello che non diciamo bene sarà un nuovo costrutto, avrà una nuova interpretazione. C'è un vuoto semantico in mezzo. Se io non spiego che cosa voglio dire, mi aspetto che le persone che ho davanti mi leggano nel pensiero, immaginino già che cosa otterranno. Se io non dico che in una certa pagina si può scaricare un certificato, perché mi aspetto che le persone sappiano che devono andare lì, io sto facendo questo, sto creando un vuoto semantico. Mi sto aspettando che le persone leggano nel mio pensiero e capiscano dove cercare le cose. Non lo faranno, ci sarà una cattiva interpretazione di questo segno e quindi non ci capiremo. Sarà una babele linguistica. E le persone non torneranno perché non trovano quello che secondo me era chiaramente lì davanti. È un po' quello che abbiamo visto col primo esercizio. Poi riduci l'ansia. Noi lavoriamo sulla riduzione di questa emozione, perché il nostro lavoro è proprio fare in modo che le persone trovino quello che cercano senza andare nel panico. Noi usiamo il digitale oggi per fare tutto, per fare una dichiarazione dei redditi, voi ancora no per fortuna, ma presto vi toccherà, oppure per chiedere una borsa di studio, oppure semplicemente per prenotare una visita medica o per fare qualsiasi altra cosa che fa parte della nostra vita quotidiana. Se il contenuto, il testo non ci aiuta, l'ansia ci divorerà perché non avremo la certezza che la nostra domanda di borsa di studio sia andata a buon fine o che sia stata scritta correttamente o che la prenotazione della visita sia avvenuta. Quindi tutto quello che facciamo fa parte di questo grande mondo. Vi dico un'ultima cosa prima di lasciare un po' di spazio alle parole. UX writing significa progettare. Prima progetto e poi scrivo. Non parto mai, come in tutte le cose, dal testo in sé, perché il testo è frutto di una progettazione. Che cosa voglio dire, a chi voglio dirlo, come voglio dirlo. È portare delle informazioni, cioè il cosa dell'informazione, cosa voglio dire, e scegliere un registro linguistico per dire queste cose. È un lavoro complesso ma semplice insieme. È un lavoro che si impara, che si può fare. Io sono convinta che vi darà, se lo praticherete, vi darà tantissima soddisfazione perché vi porterà a mettere in pratica anche tante cose che state studiando ora, che non sono solo legate alla lingua che state studiando, ma a un modo di pensare. Io credo personalmente, io ho 2 lauree e credo che l'università sia il posto che mi ha dato di più in termini di modo di vedere la vita e modo di pensare. Non è importante che poi non faccia mai quello che ho studiato. Quello che ho imparato lì è un metodo, è un modo. Quel modo poi potrò riempirlo con tante altre cose. Io vi auguro ovviamente di diventare tutti quanti traduttori e traduttrici, ovviamente quello è il mio augurio, però qualunque cosa facciate, questo metodo non vi abbandonerà perché l'avete imparato ed è diventato veramente il frutto del vostro lavoro. Quindi vi lascio anche questa piccola cosa. Il che cosa scrivo è il centro della comunicazione, è l'informazione che io voglio portare, è quello che tiene conto degli obiettivi che io ho, ma anche delle caratteristiche umane delle persone che lo leggono e delle mie che lo scrivo. E poi c'è un come, è uno stile, un linguaggio, un tono di voce, un'usabilità. Sono le parole che io uso nel quotidiano. Tutto questo lo potete trovare in dei consigli di lettura, ovviamente io metterò in condivisione queste slide, quindi le invierò ai vostri docenti e io ora lascio lo spazio alle vostre domande e fatele anche su com'è il mondo fuori, come si trova lavoro, fatemi domande, io sono qui. Intanto grazie per avermi ascoltato. Dunque, allora intanto grazie Valentina di essere Grazie a qui e voi. di questa bella lezione, è stato davvero molto interessante e
per certi aspetti rassicurante, nel senso che hai sottolineato come il lavoro del traduttore poi sia qualcosa che riguarda molto anche lo UX writing. Quindi allora io avrei qualche domanda per te. Certo. Allora, la prima è: come si diventa UX writer? Allora, oggi ci sono tantissime possibilità per diventarlo. Sicuramente, c'è la strada tradizionale dello studio, studiare libri, fare corsi specifici. Ce n'è uno che sto vedendo va moltissimo: trovare subito lavoro, cominciare con uno stage, quindi trovare lavoro e iniziare. Se si hanno delle basi, appunto, la traduzione è una base fantastica, perché permette di avere sistemi di riferimento diversi e di dover avere un ponte tra le competenze. È più facile trovare lavoro perché si entra anche un po' da una porta laterale e poi diventare proprio portatori di questa disciplina. Quindi io credo che il consiglio che do è provare a lavorare sulla localizzazione inizialmente del prodotto Mh. anche con uno stage e poi si entra da lì nello UX writing. UX writing. Ecco, allora io, come sai sono una francesista e quindi Sì, porto anche un'ottica così sì, relativa alla storia francese. E allora uno dei dubbi che mi è venuto vedendo questa etichetta, quindi UX writing, è il fatto che, ci si propone di essere chiari, però l'etichetta, pur avendo studiato inglese, l'etichetta rischia di non essere chiara. È chiara per un pubblico anglofono e quindi, diventa un po' un paradosso a mio avviso. Quindi, questa è una prima annotazione e la domanda forse è: nella tua esperienza, quindi viene tutto pensato in inglese, che cosa accade con altre lingue? uno dei problemi dello UX writing in Italia è proprio quest'etichetta che allontana molto, è meno chiara, anche se noi come italiani abbiamo una folle passione per l'inglese che usiamo a sproposito e a proposito un po' ovunque. Quindi è un po' un problema di riuscire a trovare una traduzione che sia efficace, che renda la complessità e la peculiarità del lavoro, però in un contesto italiano. È qualcosa su cui io sto lavorando, ancora è difficile perché se perdi l'etichetta poi perdi la riconoscibilità, quindi è Certo. un po' un lavoro in corso. Per quello che riguarda invece il mondo anglosassone, sicuramente la terminologia è inglese, però è anche vero che in particolare in Europa, il centro, uno dei centri importantissimi delle start-up è la Francia, in particolare Parigi, quindi ci sono moltissime start-up di prodotto, quindi che creano prodotti digitali, che sono in Francia e che pur utilizzando talora, non sempre, delle etichette di lingua inglese, hanno creato però un vero e proprio canale di scrittura, di creazione di contenuto in lingua francese che segue le strutture e le regole dello UX writing. In francese ci sono dei tentativi di trasformare Mh. questa parola in qualcosa di più locale, anche lì con un pochino, con un avvicinamento, però per chi studia francese io non vedo assolutamente difficoltà, perché proprio il mondo francese e parigino in particolare ha tantissime opportunità. Okay. Allora riguardo a questa attenzione per il rapporto con l'utente, con il lettore in particolare, io ho memoria, di quello che è la comunicazione con il cittadino, per esempio negli anni '80, e ricordo quindi che c'è stato questa stagione di grandi cambiamenti negli anni '90, mentre la mia impressione, ma non credo di essere l'unica, perché altri osservatori, come per Sì. esempio Cortellazzo e altri, hanno Sì, sì, sì. notato che c'è stata una forma di, calo dell'attenzione a partire dagli anni 2000. Tu hai l'impressione che adesso si è un po' tornati ad avere una certa attenzione sul tema, cioè c'è un ritorno di attenzione Beh, sull'argomento? sicuramente c'è stata una grande stagione, quella del codice Cassese, in cui, la complessità della pubblica amministrazione e la necessità di trasformare questo processo in un processo più aderente alla vita della cittadinanza ha avuto un'attenzione proprio maggiore, un focus maggiore. C'è stato un periodo di calo, di recente, diciamo negli ultimi 4, 5 anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha cominciato un lavoro che attraversa un percorso molto ricco, in cui a cui fa da a cui in cui rientra anche l'esperienza di Designers Italia, che è un processo che
rimette al centro, anche perché la normativa è diventata un po' più stringente, rimette al centro la necessità di avere una maggiore chiarezza. Quindi sì, è vero, è tornato un po' l'idea che la semplificazione amministrativa e dei testi amministrativi debba essere centrale nella nostra esperienza. Questo ovviamente tocca poi i siti web, le app, ma tocca un mondo anche più ampio del rapporto medico-paziente. Questo perché anche l'arrivo delle app americane e di un modello di ragionamento, di pensiero chiaro, ci richiede di essere più competitivi e quindi di utilizzare un tipo di linguaggio che sia più chiaro e più accessibile a un pubblico ampio. In più, ultimamente, veramente di recente, la pubblicazione di una ISO, quindi di uno standard legato al linguaggio chiaro, che è proprio un'innovazione assoluta, che tra l'altro si appaia alle normative sull'accessibilità, ha riportato questo dibattito sul linguaggio chiaro, sul linguaggio sul plain language, come viene chiamato, al centro della discussione. Quindi per fortuna c'è una nuova attenzione. È molto, molto interessante. Sì, anche questa parte, per esempio, della standardizzazione ISO, in effetti ci sono alcune recensioni su questo, è anche interessante da andare a vedere perché non sono andati così tanto nel dettaglio, però almeno il problema si è posto, quindi questo è davvero, davvero interessante. Allora, un'ultima cosa, che consigli daresti a chi desidera intraprendere questa professione? Studiare e leggere è una base, perché io credo che a volte si pensi che lo studio finisce quando finisce la formazione, finisce l'università, non toccherò più un libro, comunque non studierò. Tutto il nostro lavoro è fatto di studio, perché il contesto in cui ci muoviamo cambia continuamente. Quindi il mio consiglio è sempre partire dai libri, studiare, guardare, seguire, aggiornarsi continuamente. È un processo fatto di studio perché cambiano le tendenze, ma c'è anche la necessità di entrare in una visione diversa dell'utente che magari cambia nel tempo, e quindi il mio consiglio è davvero, partendo dalle basi che le persone hanno acquisito durante il percorso di studi, leggete, cercate, guardate, è il modo migliore in assoluto, e poi lanciatevi nella carriera. Cliccate sul mi candido su tutto quello che vi piace. Poi magari non andrà bene, però prima o poi le cose vanno. Quindi il mio consiglio è studiare e tuffarsi senza paura. Grazie Valentina Di Michele, è stato Grazie. davvero molto interessante, grazie del tuo tempo e di tutto il tuo contributo. Arrivederci e a presto.